Signor Giuseppe Belè, come mai ha fatto questo bellissimo gesto donando la sua pensione? Ci può spiegare un attimo? Ma io una sera pensando, ho detto tutto questo male che c'è in giro, ho detto voglio fare una donazione a Regione Veneto per questi amati, perché so già io che mi è mancata una figlia che ha ragione, che mi aveva lasciato un piccolo bambino di 20 mesi e dopo pensando bene ho detto domani mi devo alzare e devo fare come si chiama? Questa donazione. Allora ho provato ad andare in posta, non c'era il modo di poter fare. Ho detto, ho aspettato un po', sono andato in banca e in banca forza di dirgli va fatemi un favore qua che voglio fare una donazione alla Regione Veneto. E allora ho preso l'appuntamento per il giorno dopo, sono andato su e ho aspettato, mi hanno fatto il bonifico e ho detto siamo già collegati con l'Unicredit, con la Regione Veneto e facciamo, siamo così. E io sono contento di averlo fatto perché mi sentivo di farlo. Non è che abbia fatto chissà cosa, però il pensiero mio era per questa gente, insomma, perché ormai ho una certa età anch'io che ormai posso contare anche i 2 o 3 anni che mi restano, se mi restano, se no sarò sulle mani di quello che comanda sopra. Dopo non è che posso aggiungere tante altre parole perché non è che... Sì, mia figlia mi diceva sempre, ma papà, quando andavo al dottore, ma non capisci cosa... Ma Lara, gli dicevo, ma tu lo so che tu sei qua, sei là, e io cosa vuoi? Ripeto una volta in più piuttosto di dire sì sì, e dopo non ho capito niente, è meglio chiederla un'altra volta, no? E o si metteva a ridere, caro Dio, è là che va, ogni mattina la prima cosa che faccio, ancora prima di darmi gli occhi vado a dargli un bacio, ogni mattina, è così.